Buongiorno ragazzi e buona settimana. Vorrei partire insieme con voi nella preghiera di oggi con la seconda lettura della domenica che abbiamo ascoltato ieri nella celebrazione della Messa, tratta dal capitolo 13 della prima lettera ai Corinzi di San Paolo Apostolo. È un brano molto conosciuto, è il famoso inno alla carità. Lo ascoltiamo. Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna. E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e possedessi la pienezza della fede, così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità, non sono nulla. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova. La carità è paziente, è benigna la carità, non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Potremmo dire che la carità è lo stile del cristiano. Lo stile non è qualcosa che passa, è qualcosa che ti appartiene, così che quando qualcuno ti vede può dire di te: guarda quella persona, è una persona elegante, è una persona colta, è una persona gentile. Sarebbe bello che, incontrandoci, gli altri potessero dire di noi che ci diciamo cristiani: guarda come vive e testimonia la carità. Perché la carità non è la solidarietà, non è la beneficenza. La carità è Dio stesso, l'amore. Carità è il nome di Dio. Oggi mi piacerebbe con voi condividere due esempi di carità, due persone, una vissuta tanto tempo fa e un'altra invece dei nostri giorni. La prima persona che vi vorrei presentare è San Giovanni Bosco, vissuto alla fine del XIX secolo. San Giovanni Bosco è stato un grande testimone della carità educativa. Ha fondato scuole, è andato in cerca dei ragazzi più disagiati del suo tempo, della Torino della seconda rivoluzione industriale. Ha creato l'oratorio, un luogo dove i ragazzi potevano stare e potevano imparare, e soprattutto ha dato vita a tante scuole. La carità educativa di San Giovanni Bosco lo ha portato a prendersi cura di chi più aveva bisogno, ma soprattutto lo ha portato ad avere un cuore di padre, che ha saputo essere per i suoi figli un grande esempio di dedizione, donando tutta la sua vita per loro. Oggi la Chiesa ne fa memoria. La seconda persona che non credo serva a presentare, ma che voglio richiamare in questa preghiera, è il nostro Presidente della Repubblica. Mi chiederete cosa c'entra. Tutti voi avete assistito, credo, all'elezione sabato sera di Sergio Mattarella per il suo secondo mandato. Nel momento in cui il Parlamento e il Paese lo ha chiamato ancora una volta a guidare l'Italia per altri 7 anni, anche se i suoi progetti personali erano altri, se le sue prospettive erano verso altri impieghi, altri momenti, ha scelto di mettersi totalmente a disposizione del nostro popolo, della nostra nazione. Un grande esempio di carità politica. Credo allora davvero che dobbiamo guardare con ammirazione alla figura del Presidente della Repubblica e io mi permetto di indicarlo a voi, cari ragazzi, come un esempio da seguire, al di là dei propri desideri, dei propri progetti, saper mettere al primo posto
il bene degli altri, la logica del servizio. Ecco che cosa significa carità politica, la logica del servizio. Mi pare che queste due persone possano accompagnarci bene durante questa nostra settimana e aiutare anche noi a vivere in profondità lo stile della carità. Buona settimana a tutti. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.